Complimenti, bravissimi amici, siamo in diretta su Bella Sicilia, siamo a Isola delle Femmine e avete portato il folklore siciliano? Sì, il folklore siciliano con le nostre canzoni tradizionali, capito? Non li vogliamo far perdere, quindi cerchiamo di trasmetterle, portarle avanti, perché questo noi dobbiamo fare le nostre cose e non far perdere le nostre tradizioni, che sono le cose più importanti. Un abbraccio a tutti. Ci stanno seguendo anche dall'estero, Margot dal Belgio, il folklore siciliano è apprezzato nel mondo. Sì, facciamo un'altra canzone per loro, ok? Ecco, dedichiamo proprio a chi sta fuori dalla nostra regione questo brano. Una delle canzoni più famose, Vitte una carrozza ci vuole, giusto? Perfetto, allora noi facciamo i complimenti, siamo Isola delle Femmine, qui la Sagra delle Pescine, fateci sapere da dove ci state guardando.
siamo Donato da Napoli, ecco, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo a Isola delle Femmine, dove si continua a friggere perché questa è la sagra del pesce, un appuntamento che torna ogni anno in autunno. Pesce infarinato e fritto e servito gratuitamente ai visitatori, in migliaia anche quest'anno. Complimenti, complimenti! Da dove arriva il vostro gruppo? Cinese da Brasile, Cinese da Brasile. Non è la prima volta che siete qui, già siete venuti in passato? No, siamo venuti in passato, ci siamo trovati bene, ci sono ottimo rapporto con l'organizzazione, quindi siamo venuti quest'anno e noi siamo felicissimi di essere qua in questa magnifica e meravigliosa sagra di valorizzazione del nostro pesce locale. Grazie, buon proseguimento, buona sagra, buona festa, grazie! Allora andiamo a vedere proprio a che punto è la sagra. Intanto questo è il porto di Isola delle Femmine e qui la sagra si svolge proprio nella zona del porto, nella zona del mercato del pesce. Ogni giorno qui ci sono i pescatori che distribuiscono e vendono il pesce appena pescato. E qui si va avanti con la sagra dalle 4:30 del pomeriggio, ha preso il via e qua guardate, si continua ancora a distribuire il pesce? Ancora? Quindi da diverse ore ancora si frigge, si distribuisce il pesce gratis. Andiamo a vedere la frittura, intanto vedete tantissime persone. Allora, ciao Alba, e qui il pesce fritto. Vedete, continuano ad arrivare ancora persone. Sì, ma continuano ancora ad arrivare persone. Non è un problema, guarda, il pesce c'è, è abbondante, sta andando tutto bene, quindi alla fine siamo contenti di vedere pochi bis. Sai perché sono contento di vedere pochi bis? Perché significa che comunque c'è tanta gente che si sta affrettando ad arrivare in orari diversi e quindi va bene così. Insomma, la fila è sempre ordinata, la gente si sta divertendo, ora ci sono anche i gruppi folcloristici siciliani che danno sempre quel tocco nostro identitario unico nel mondo. Ho visto anche turisti giapponesi entusiasti di questa festa, insomma siamo molto felici. Possiamo dare già appuntamento al prossimo anno? Ma assolutamente sì, la sagra del pesce continuerà a far da polo attrattivo, insomma, per tutti coloro che vogliono venirci a trovare, da sponsorizzare, insomma sponsorizzerà sempre Isola delle Femmine presso le tante località siciliane altrettanto belle, però anche noi possiamo dire la nostra, siamo piccoli ma ci piace sgomitare in senso buono fra i grandi. Grazie Sindaco, allora buon proseguimento, ciao a tutti gli amici, fateci sapere da dove state guardando e condividete il video.